Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, ritornati come al solito sempre sulle solite frequenze e oggi cerchiamo di prenderci una rivincita in questa modalità che vedo vi sta piacendo e se avete suggerimenti ovviamente lasciate sempre un commento qui sotto. E Andrea, pronostici per oggi? Ma diciamo che il primo pronostico sarà la fortuna, no? Dipende anche che avversario ci dà, perché abbiamo visto che in questo gioco, visto che i nostri piani possono divergere, ci mettiamo molto tempo, chiunque ci può mettere in difficoltà. Quindi, se il destino ci assegna un avversario non molto in forma, abbiamo più possibilità di vincere. Vediamo, se quando vuoi, lancio la sfida. Vai, fai pure, sono Tanto la pronto. sfida, vediamo chi l'attiva, poi ti mando il link come la volta scorsa in modo che potrai fungere da mente. Perfetto. E vediamo chi accetterà la sfida. Vediamo chi accetterà la sfida. Di nuovo potrebbe essere gente da tutto il mondo. Vediamo chi. Ok. Ok, bianco, Ok. cavallo, pedone. Pedone. Ok. Ti mando la sfida. Accettato un indiano con 989 punti elo, meno della volta scorsa. E adesso ti mando il link. Ok. Ok. No, la partita è stata annullata. Ok, ne facciamo un'altra, nessun La problema. partita è stata annullata. Vediamo. No, probabilmente ha dato fastidio che Che passi già fosse... la mossa 2, però ok. Ok, ok, Un sì. altro indiano, 1900 di elo. E Ok, 4 ottimo. di. Pedone. Devo capire cosa giochi tu. Facciamo i 5. Appena Perfetto. in tempo. Ok, cavallo F3 mi ha fatto, ma ti Eh, mando il link. esatto. E se vuoi, sempre cavallo. Ok, prima che cancelli ancora. Cavallo. Facciamo così. Allora, anche la difesa russa era interessante, però. Ok, meglio non addentrarsi per noi comuni mortali. Alfiere. Fiere. Non so, così, vediamo. Fiere C5, vediamo. Andiamo di... Possiamo andare di... Oh, ce ne sono diverse. Vabbè, andiamo di cavallo. No, 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 non ce ne sono diverse, questa che hai detto, se no. Ok, pedone. Questa è una delle posizioni più affascinanti perché esisteva già, già 200 anni fa si giocava. Steinitz è stato uno dei più grandi teorici di questa apertura, il gambetto italiano. Ah, ne È ha giocato la tornata... macchina moderna. Ora, posso fare un'osservazione? Assolutamente sì. Ok, se qua non dici il pezzo migliore, tra poche mosse abbandoniamo. Ok, Quindi è molta se non mi ricordo... responsabilità. Se vuoi usare il tempo, usalo adesso se sei indeciso. Ottimo. Se non mi ricordo male, il pezzo migliore dovrebbe essere il pedone. Ottimo. Di solito si attaccano il cavallo e bisogna muoverlo. Ok, qua. E non dici. Ok. È tornata di moda recentemente, proprio tornata alla C'è ribalta. stato un videocorso di Weasley So, che è in inglese così da qualche parte, che ha portato di moda questo impianto, ma non è spaventoso, penso che è giocabile per il nero. Tra l'altro mi fa ridere che c'era
un allievo un alunno che mi aveva chiesto: ma come fai a trovare una mossa come D5? Mi ha chiesto, ma perché me l'hanno fatta vedere 10 anni fa quando ero piccolo, se no come faccio a trovare una mossa Certo, così, no? certo. È chiaro, una mossa di 5, uno gioca di 5 perché l'ha già vista, no? Anche tu probabilmente la devi aver vista, no? Se no è Assolutamente, difficile sì, da se no non trovare, ti no? viene in Di 5. mente. Ok. Ok, prima che si perde per il tempo, qui penso ci sia un'altra mossa buona, altrimenti si perde anche qui. Ehm, Interessante. Se arriva col pedone in D4, penso che sia molto forte per lui. Qui bisogna scegliere il male minore anche. Certo, certo. Tra i vari mali. Ok, boh, presumo la sparo, ma presumo cavallo. Vale, no, mi hai fatto paura perché pensavo che dicessi che bisogna evitare il pedone in D4 a qualsiasi costo. Ah, ok, ok. Sacrificio posizionale di cavallo, no, 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 no. Ok. Ok, direi proprio alfiere. Alfiere, ok. Ora a questo punto, alfiere B6 è la mossa teorica con moltissima teoria. Visto che non mi ricordo nulla, gioco alfiere B4 perché c'è meno teoria. Uh! E sarà scappato il mouse? Ma come si fa a far rifare la mossa? Non so se è successo, c'è la possibilità. Eh, non lo so. No, 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 è che no. Gli Anche richiediamo la... volendo non possiamo, no? Quindi no, sull'ICE si può, Sì. però... vabbè, Eh, ti avevo detto, no? Che era il destino che ci avrebbe... esatto, esatto. Ti ho detto, chissà se saremmo abbastanza abili da vincere. Ho detto, è la fortuna il fattore più Ok. importante, non è la bravura. Queste cose senza di te non succedono, sappio. Comunque sia, andiamo di alfiere. No. Ok, Alfiere. ne stavo appisolando che Alfiere perdi di due. Ok. Vai a cavallo allora. Come tu insegni semplificare quando sei in vantaggio? Farei anche pedone. Va bene, va bene. No, però questa cosa di semplificare non è che sia il metodo migliore, è il metodo che riduce lo sforzo mentale, Esatto. secondo me. Ok, facciamo re, visto che i secondi sono simili a quelli di prima. Ok. Comunque, secondo me, quando leggono GM escono fuori queste mosse che si intimoriscono. Mouse slip. Gli è Andiamo sfuggito il di mouse. boh, pedone, Evitiamo di prendere trucchi. alfiere da qualche parte. Ehm, torre. Si potrebbe aprire questa cosa. Ok, pedone. Pedone. Ah sì? Cavallo. Eh, cavallo. Ah, sbagliata però va bene. Cavallo. Ok. Eh, cazzarola. Qualunque cosa. Donna. Che ansia sto tempo, Madonna. Pedone.
Sì, vabbè. Re, torre, Oh, donna, donna, no. sempre donna, Mm, ok, torre, non so se vuoi semplificare o se vuoi che raddoppi. Ok. torre, ehm, andiamo di donna. Torre, C'è, sì. donna, Ah, vai. Dettagli. C'era matto. Vai. sì, c'era il matto? Devo prendere in F2, ma no. Ok, donna, Ok. Ok. wow, è stata è stata Stavolta tosta è anche andata questa. meglio. Ci ha risfidato, accetto. Vai, E- devi sempre mandare il link. Ah no, no, ce l'ho, senza link. ok, cosa... Pedone. Pedone. Mm, pedone di re. Ok, non so nulla su E4, cavallo, non so veramente, non so La veramente prossima nulla. volta studio le tue partite. Il tuo repertorio. Alfiere? Mm, non lo so. Giochiamo in casa o fuori casa? Quello che vuoi. Nel tuo paese o nel mio paese? Bella questa. Nel tuo preferisco. Fiere Bella vicini. questa. Ok, andiamo. Ora Andiamo. abbiamo cambiato di nuovo bandiera, ora siamo in Vai. Germania, la difesa di Berlino, la berlinese, che è stata, si chiama difesa berlinese perché è stata sviluppata dai giocatori tedeschi Lasker e Tarrasch tra fine 1800 e inizio 1900. Ok, Ok. scusa l'interruzione. No, no, questo so che c'ha una teoria complessissima. La usa Carlsen spesso, giusto? Sì, ma la usano sia ad alto livello, Ok. ad altissimo livello per avere garanzie di patta. Ah, Ora, ok, ok. Onestamente non la conosco. So che forse al Rocco sarebbe la mossa migliore, credo, non lo so. Provo a sparare, ma siccome veramente non so nulla, Andrea, ti farò giocare in un modo che non giocheresti mai, dicendoti pedone. no, ok, penso che sia questo. Era questo, no? Sì, sì, è questa. È un. Magari di 4, no? Come nello stile di un'altra parte. Ok? Andiamo. Andiamo sempre di pedone. Non so se volevi dire questa. Sì. E su Arrocco una delle varianti più forti è, su Arrocco una delle varianti più forti è cavallo di 4 per semplificare. Mm. No, Ok, niente, nulla, adesso nulla, nulla. non penso che alfiere G4 sia un grande problema. Perché Potrebbe. qualcosa di molto sospetto. No, non so se sto... No, no, scusami, No, non no, devo no, dire no, nulla. non lo No, so. che non so, no, ho detto c'è qualcosa di molto sospetto, ma in realtà era un pensiero che era nella mia testa, quindi magari non c'è nulla e ti sto distraendo. No, no, no. Allora, ok, prima di preoccuparci delle sue cose, preoccupiamoci delle nostre. Andrei di alfiere. Sì, io stavo pensando se potevamo giocare di 4 o di 5, ora prende alfiere B4, no? Così. Ok. Giochiamo... Guarda, faccio... cioè, non so se è granché, però se viene fuori bene,
potrebbe essere didattica. Ok. Ci sono molti stereotipi, no? E molti vogliono evitare a ogni costo i pedoni doppiati, però i pedoni Ok. doppiati possono avere anche dei vantaggi in alcuni casi. Ok. Quindi, Ok, pedone. perché i pedoni doppiati possono avere dei vantaggi? Perché comunque stiamo catturando verso il centro, apriamo la colonna F, no? Che potrebbe essere usata per creare degli attacchi. Quindi. Ho paura di cavallo G4, però penso che la sicurezza del re venga ora al primo posto, quindi ti direi re. Ma più che altro penso che tanto, cioè, cavallo G4 ci difenderemo, no? Cioè, no. Mhm. Mhm. Ok, e penso che l'alfiere ora in B5 non faccia veramente più nulla, anzi ora sta facendo qualcosa, ora ritorna a essere interessante. E, e E pensavo che forse un cavallo potrebbe essere. Sì, è meglio fare cose semplici, cose semplici. Sviluppo cose a questo punto. Ok, allora sai che direi donna qui? Magnifico. Ok. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, mi viene sempre da dire ancora donna. Ok. Cos'è meglio qui? Uff. Non lo. Che mi piace sia in G3 sia in H4, mi piacciono entrambe. È brutto quando ti piacciono due mosse, però non hai il dono dell'ubiquità. La donna. Siamo alla in G3. Ok. Dico. Possiamo provare a dire. Cazzarola, vabbè, muovo qualsiasi cosa. Provo a dire cavallo. Magnifico, magnifico, Ok. grandissimo. E a questo punto potremmo sempre dire sempre cavallo? Magnifico. Ok. È interessante ora qui. È interessante tanto. Ma sai che forse torre è più interessante? Meno male, meno male. No, pensavo volessi cambiare ma magari era meglio prendere di pedone, però sono già affezionato alla colonna. Ok. Questo alfiere penso che ci tornerà utile. Però sì. Quindi alfiere, no? Alfiere, sì, alfiere. Ok, no, no, pensavo che tu stavi pensando se alfiere per o cambiarlo, però ok, sì. Entrambe sono scelte buone. Anch'io ero più propenso a tenerlo, però soprattutto ora che hai detto che ti tornerà utile, voglio mantenere. Ok, direi torre. Cazzaro, 25 secondi. Non lo so, Andrea. No, direi donna. Ok. Non lo so, non si può dire. Ok. Cavallo. Pessima, pessima. Perché Ormai l'ho no? detta. Che pessima. Ok. Ormai l'ho detta. Ah, perché sulla F3 forse la torre era in trappola. Ok, Ok, veloce, veloce. alfiere.
Possiamo ancora vincere. Cavallo. Oh, scusami, hai detto No, che niente, no. e non l'ho mosso. Vabbè, dai, ok. Adesso penso di... Ok, pedone. Ma sì. Non lo so se vincere quelle, però... però tanto perdere di tempo, no? Meglio una morte rapida che una lenta agonia. Dopo mi dirai cosa avevi in mente in questa situazione. No, non... Pedone. Ma forse funziona. Che ne so, re? Volevo prendere il pedone in B5. Ok, cavallo. Ok, va benissimo. Aiuto. Torre. Siamo in uno scherzetto. Non lo so come. Cavallo. Cavallo o pedone? Non lo so, va bene, va bene? Ok, pedone. Ha avuto paura. Donna. Ok, andiamo di pedone. Pedone. Mazzate. Alfiere. Donna. Torre. Ah, ha fatto il castello. Torre sempre. Se c'era di meglio. Non lo so. Ah, aspetta. Ok. Non so, pedone, non so. Ok. Dai, che è vinta, però abbiamo delle idee diverse. Donna. Va bene? Eh, torre. Alfiere. Ora dimmi il pezzo, dimmi il Al- pezzo, dimmi il pezzo. Alfiere. No! Cazzo, No! no, era... Vado a vedere in bellezza. Torre. No! No, ma dai, non è possibile. Va bene, e voglio fare questa mossa, voglio vincere. Perché sembra la stessa posizione di prima dove ti ho detto alfiere, hai sbagliato. Dimmi il pezzo, dimmi il pezzo. Alfiere. Scusa? Alfiere. Ma cazzo no! Alfiere sempre. Torre. Torre. No! Ma cosa non sto vedendo? Sforzo. Ah, vaffanbagno. C'è per caso donna? Donna, hai grandissimo. Volevo fare. Torre. E lì da 9 anni e mezzo. No, ma anche le tue andavano bene, però volevo vincere così, volevo vincere con il sacrificio di donna. Madonna, mi sono scompisciato. No, sì, più che altro eravamo in quella posizione, ho detto, magari vuole che gioco alla torre, e allora ti ho detto alfiere. Poi allora si No, ma ripresenta... anche la tua torre che dicevi probabilmente vinceva, però volevo vincere con quel sacrificio. Wow, è stata veramente, veramente bella. C'era qualcosa che avresti fatto prima meglio da qualche parte? O peggio, no? Perché non lo so. No, qua, ok, qua non lo so, qua no, qua sto pensando, ma di 6, no, perché mi sembra che mi piace di più di 5 o a Rocco, e di 6, non so, di 4, non so com'è.
Perché forse minacciamo di 5, no? Forse, però dovrebbe essere tutto ok, no? Per lui dovrebbe essere, non so bene com'è questa cosa. Però non dovrebbe essere, forse qualche problema concreto, però ok. Alfiere 3, penso che sia giocabile più o meno. Qua mi è piaciuta molto questa manovra. L'F5 ottima, cavallo per mi piacerebbe di meno perché il suo re è più protetto e chiuso la colonna G. Ok. Questa torre qui e ecco qua forse, no, non so, magari, ma forse questo piano è fortissimo, me l'hai fatto venire in mente te, non l'avrei mai pensato. No, forse forse qua alfiere B3 subito, alfiere C2, no? Però, Ok. però questo è che il cavallo voleva andare qua, però non so se può fare G6, forse potevo, però non avevo tempo per... Forse si può fare, però mi sembrava un po' scordinato, no? Anche a te è sembrato scordinato, no? Sì. Così siamo tornati qui e qua non so, forse di 4 io pensavo, di 4 deve essere buona, no? Però, no, però mi hai detto pedone, no, effettivamente anche di 4 è pedone. No, non so cosa pensavo, forse A che numero siamo, scusa Andrea? Che numero di mossa siamo? Ah sì, scusami, siamo alla mossa, dopo B5, alla mossa 21. Ok, mossa 21. Non lo so, tu mi hai detto pedone, ho avuto l'ispirazione, perché non fare G4? Magari, Li non lo so. intendevo proprio. Scusa? Proprio G4 intendevo. Sì, curioso, no? Non so, forse c'era qualcosa di meglio. Dico, è che mi ha detto pedone in un momento in cui stavo pensando a cose dirette. E G4, il mio dottore mi sta dicendo G4 è una vittoria mancata. Un dottore così forte che capisce che ha già vinto matematicamente con altre mosse, ma G4 mi sembra molto interessante. La definizione vittoria mancata è scoraggiante, però è divertente, no? Non può essere una mossa cattiva. Tutti i pezzi all'attacco. Mi dici, no, ecco, qua avrei preso, no? Qua pedone per. Ok. No, non lo so, però... Sì, sicuramente sì. Pedone è un pedone, no? Ero sotto pressione. No, ma infatti Su Re H1 di per. Qua non so, torre F6 per dare fastidio ci stanno queste mosse. Su cavallo per, volevo fare G per, e su donna da qualche parte, non so bene dove, penso sia donna H6, no? E poi cavallo G5, no? E non si può evitare il matto. Io pensavo G per F6, no? Questo era quello che ho pianificato, non so se sei d'accordo. Ok. Sì, beh, adesso onestamente sono... Scusami, alla mossa 25. Alla mossa numero 25. No, che mi sto dimenticando che non hai la mia scacchiera, quindi scusami. Ok. Torre F6? Questa è genialata. Prendere con il pedone G, no? Per fare poi donna H6, cavallo G5. Ah, giusto, che io ti ho detto cavallo. Sì, pensavo così, G per F6, su cavallo per F6 avevo molta paura di H5. Ma giusto, G per F6 invece è vinta, è già vinta. Per F6 sì, su cavallo per H5 mi faceva paura. E non so se abbiamo, penso che abbiamo del compenso, non so, io stavo pensando anche a catturare in H5 perché su G per H5, donna per H5 sembra molto forte l'attacco qua. Certo. Forse Sì, deve in andare in effetti... non lo so. Ma dovremmo avere attacco vincente, si vede a occhio, G6, no? Inchiodato. Cavallo per H5, G per H5, donna per... però il problema è su H5, cavallo per H5, per esempio, il computer vede donna E6, che è una mossa strana, per offrire il cambio delle donne, e il computer dice che vince il nero, e potrebbe anche essere, giustamente, a vantaggio di materiale, anziché incrementarlo di più, semplifica. Certo. Per ridurre lo sforzo. Sì, forse cavallo per era l'unico momento H5, forse un po' ci frega. Abbiamo compenso, magari su H5 di 4 per aprire l'alfiere, però diciamo che con quei 18 secondi la vedo grigia, no? Quei 18 secondi, però, ok, cavallo per F6, donna per, G per, torre di 6, donna H6, torre G8, la mossa 29 di 4, sì qua, volevo fare la mossa torre F3, speravo, già la mossa 31. Ah, qui tu l'avevi già vista. Sì, perché quando
con l'esperienza, no? Quando uno vince o quando uno perde molte volte anche con questo tema, perché dopo aver anche perso molte volte così, dopo rimane impresso, no? Certo, certo, sì, queste sono quelle cose che nei problemi di tattica li vedi subito. Oppure se guardi le partite di altri, ma almeno al mio livello, quando sei in partita e poi con poco tempo è veramente tosta, cioè tosta, non l'ho, infatti l'ho vista, l'ho vista tipo 20 mosse dopo, dalla 28 alla... Ma ti dico, ma se le vedi in un libro così, magari non si ricordano molto. Quando si perde un paio di partite, come deve essere successo a me, ora non mi ricordo esattamente, ma devo averne perse varie così, dopo uno si ricorda. Quindi questo è forte. E Ok. qua sì, di nuovo è che c'erano altri modi per vincere, semplificare, però mi ero impestardito anche questa vince giustamente, però sai, no, come i bambini, voglio questo, voglio questo, voglio questo, voglio questo giocattolo, io volevo vincere con questo mazzo. Quindi dico, lo so, potevo fare torre H3, però che alla fine non avere H7 alla fine mi ha dato la soddisfazione, no? Lì, per H3 e ce l'abbiamo fatta alla mossa. Pensa a te, che roba, è stata veramente divertentississima e penso anche molto, molto istruttiva questa partita. Speriamo, speriamo. Non tanto per gli errori o le vittorie mancate, ma insomma per tutto il resto. E Va bene magari ragazzi. stavo pensando che poi magari un giorno si potrebbero provare anche altre varianti, magari una bella quadriglia. Quello sarebbe secondo me interessante. E se non sapete di cosa si tratta, ad informare. In Italia qui lo chiamiamo anche mangia mangia. Non so O se... tourbillon anche si chiama. Ah, ok, non ho mai sentito. Tourbillon mangia, non so, no, forse mangia, forse è il contrario, forse mangia e passa, forse. Ah, Perché mangia, forse è il gioco dove si vince se ci si fanno mangiare tutti i pezzi, forse. no, credo che sia sempre quella roba lì. Poi ognuno lo chiama insomma un po' come vuole. Però sì, c'è anche quella Book variante lì. House in inglese, penso su chess.com, quadriglia, così comunque abbiamo visto braccio e mente così, diciamo che è molto interessante anche dal punto di vista sociale così, anche organizzare, perché magari uno ha un gruppo di amici che gioca a Certo. scacchi, anziché fare la solita partita 1 contro 2, può fare una partita 2 contro 2, no? Sì, a quadriglia manca questo bellissimo gioco che è braccio e mente anche. Certo, certo. Bene, bene, dai, assolutamente da fare, da fare. Va bene, noi ringraziamo tutti che sono rimasti a vedere questo video fino alla fine. Spero insomma che vi siate divertiti e ci vediamo sempre ovviamente presto con altri nuovi video. Ciao a tutti! Grazie mille. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!